Buongiorno a tutti ragazzi, oggi sempre vagando su internet, quindi sui canali stranieri, mi sono imbattuto davvero in una notizia davvero strana, che subito sono andato a vedere perché ho capito che traducendola sarebbe stato scritta ritorna a casa poche ore dopo il suo funerale. Ho detto come ha fatto a tornare a casa poche ore dopo il suo funerale, quindi in effetti che cosa era successo? Questa qui è la storia di diciamo, di un ragazzo, ma una persona di 45 anni, quindi un giovane, che è stato dichiarato morto dopo un incidente in auto. Quindi, giustamente, però, è tornato a casa dai suoi familiari che sono rimasti, sa, dopo lo shock iniziale a fargli delle domande come mai sei vivo, ma è possibile adesso veniamo dal funerale, non può essere e così via. In effetti, che cosa era successo, ragazzi? Era successo che quest'auto aveva fatto un incidente e quindi questo qui era rimasto morto. Quindi, non sapendo, non avendo un documento di riconoscimento addosso, hanno pensato che la vittima era lo stesso intestatario del veicolo e quindi giustamente siccome era molto diciamo rotto bene bene l'hanno chiuso in una bara, hanno chiamato la famiglia e hanno fatto il funerale. Quindi giustamente non l'avevano visto perché giustamente era pieno di ferite e quindi la bara è stata immediatamente chiusa, quindi sigillata. E so a chi hanno chiamato la famiglia e hanno detto vedete che così così in un incidente d'auto è morto vostro marito e sono andati i figli, la moglie, sono andati, hanno fatto il funerale e sono ritornati a casa. Dopo poche ore hanno visto il marito, diciamo il presunto defunto, ritornare a casa. Immaginate lo shock dopo che siamo andati al funerale e questo è ritornato. In effetti il ragazzo giovane, anzi 45enne, aveva, siccome aveva dei debiti, aveva dato l'auto in impegno al suo amico perché gli doveva dei soldi. Allora, quello lì che stava nella bara, in effetti non era il proprietario dell'auto, ma bensì l'amico. E quindi in effetti perciò è uscita fuori questa storia. Ritorna a casa dopo il suo funerale, quindi è andato anche sui giornali locali perché la cosa è uscita un po' fuori perché quello era in debito con il defunto e gli ha dato l'auto invece perché non aveva come pagare il debito che gli aveva prestato dei soldi e gli ha dato l'auto. Quindi quando l'auto poi ha fatto l'incidente e questo addosso non aveva documenti, hanno pensato che l'intestatario dell'auto era lo stesso della macchina, dell'auto diciamo, e quindi hanno detto è morto questo, hanno chiamato i familiari, manca a farlo apposta, lui a casa non c'era perché stava per lavoro fuori, quindi coincideva tutto. Poi quando la sera è ritornata a casa sono rimasti scioccati in effetti. Quindi davvero un casino, però al finale è una storia strana, buffa, però vale la pena raccontarla perché è quasi pazzesca. Immagino la faccia della moglie e dei figli quando hanno visto il papà ritornare a casa, quando prima o poco stavano al suo funerale, in effetti, a vederlo nella bara, anche perché la bara, siccome era in condizioni proprio disastrose, l'hanno chiuso, quindi non era identificabile, diciamo così. Quindi giustamente non hanno visto chi stava dentro la bara e quindi tutti, perché convinti che l'intestatario dell'auto era lo stesso che stava che la portava, hanno fatto questo errore purtroppo. Quindi poi quando è tornato a casa la paura lì ha fatto 90. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo sempre. Questa notizia era un po' particolare, quindi la dovevo fare. Ciao a tutti.